Ok del Viminale alle celebrazioni per il 25 aprile. Detta così ci può stare. È il seguito della circolare che non può essere accettata nel rispetto di chi sta vivendo un'altra guerra e di chi piange i propri caduti, per i quali il divieto è stato assoluto. Il divieto, cioè, a celebrare funerali anche con l'osservanza delle distanze. È giusto celebrare il maledetto periodo della storia, per ricordarlo alle nuove generazioni, per dire ai giovani quanto odiosi siano stati gli atti commessi dai nazifascisti, violenze gratuite che purtroppo hanno riguardato anche altri regimi, come è stato possibile giorni fa vedere nella replica del film televisivo dedicato a Giovanni Paolo II, alle prese con i sovietici in Polonia. Ma torniamo alla manifestazione di domani e alla circolare del Viminale che consente la partecipazione davanti ai monumenti delle associazioni con modalità compatibili con l'emergenza in atto. Quello che moltissima gente però in queste ore contesta è proprio la decisione del Ministro dell'Interno di consentire la presenza delle associazioni. Se i funerali sono vietati, e questo il commento, com'è possibile tutto ciò? Chi parla di mancanza di rispetto per chi ha avuto dei lutti non è lontano dal vero, perché, e speriamo che al Ministero dell'Interno qualcuno se ne renda conto, anche per i caduti nella guerra che il Paese sta vivendo era giusto adottare qualche iniziativa nel rispetto dei morti, di fronte ai quali non ci possono essere differenze.